Santa Geltrude, nata ad Eisleben nella Sassonia, era destinata sin da giovane a un destino monastico. Posta nel monastero di Helfta, sotto la guida della badessa Gertrude di Hakeborn, la sua vita iniziò a prendere una piega straordinaria. Fu Santa Matilde, sorella della badessa, a insegnarle i primi passi della sua educazione, trovando in Gertrude un'allegra e devota allieva. Fin dai primi anni, il suo ingegno e la sua volontà eccezionali la distinsero, facendo presagire grandi cose per il suo futuro. La lingua latina divenne familiare, la teologia mistica e i libri ispirati il suo pascolo intellettuale. Tuttavia, questa passione per gili studi la distolse alquanto dalla vita di raccoglimento e preghiera, fino a quando, nell'avvento del 1281, una violenta crisi spirituale la colpì, portando a una profonda conversione. Isolata nel monastero e priva di un'anima confidente, Gertrude si volse completamente verso Dio, sentendosi attratta da Lui. In una visione, nostro Signore le promise la sua salvezza, sigillando la promessa con una solenne ratifica. Da quel momento, la vita di Santa Geltrude prese una svolta ancora più intensa verso la spiritualità. Durante una vigilia dell'Annunziata, la Santa ebbe un'esperienza straordinaria. Cantando l'Ave Maria in coro, vide 3 zampilli scaturire improvvisamente dal cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, penetrare nel cuore di Maria Santissima e risalire alla loro sorgente. Una voce le disse che nulla poteva paragonarsi alla potenza, sapienza e tenerezza misericordiosa di Maria. Questa rivelazione contribuì a diffondere la devozione all'Ave Maria e consolidò la profonda spiritualità di Gertrude. La Santa fu anche la prima propagatrice della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Sebbene Santa Margherita Alacoque avesse ricevuto la missione di far conoscere al mondo l'amore del cuore di Gesù nel 1674, Gertrude aveva ricevuto l'ordine di scrivere un libro che rivelasse tutto il cuore del Salvatore 4 secoli prima. Il suo libro, custodito nel cuore di Gesù, prometteva frutti di salvezza eterna per chi lo leggesse con umile devozione. L'11 novembre, festa di San Martino, Gesù annunciò a Gertrude la sua imminente traslazione da questa vita. Il mercoledì di Pasqua dell'anno successivo, in una visione, le disse: «Vieni, mia eletta, ed io farò di te il mio trono». Quell'invito era il segno della preparazione alla morte, che giunse dolcemente poco dopo. Nel 1667 la Chiesa canonizzò Santa Geltrude, riconoscendo la santità della donna che aveva vissuto un'intensa vita spirituale e aveva contribuito a diffondere la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La sua festa, celebrata il 16 novembre, continua a ispirare fedeli in tutto il mondo. Il monastero di Helfta era avvolto in una solenne aura di preghiera, quando Santa Geltrude, dotata di un ingegno straordinario, si immerse nella contemplazione divina. La sua vita, una sinfonia di studio e devozione, si intrecciava con l'insegnamento delle Sacre Scritture e l'approfondimento della mistica teologica. Gertrude, tuttavia, non fu immune dai turbamenti interiori.
Nell'avvento del 1281 una crisi spirituale la travolse, segnando il punto di svolta nella sua esistenza. Sentendosi isolata nel monastero, senza un'anima a cui confidare le sue tristezze, rivolse tutto il suo essere verso Dio. Fu in questo momento di profonda ricerca interiore che il Signore le apparve promettendo la sua salvezza. L'immagine di quella mano divina che stringeva la sua in un gesto di solenne ratifica rimase impressa nella mente di Santa Geltrude. Le visioni si susseguirono, portando Gertrude a una comprensione più profonda dell'amore divino. Durante una vigilia dell'Annunziata, in un coro che cantava l'Ave Maria, la santa fu testimone di uno spettacolo celeste. 3 zampilli che scaturivano dal cuore del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, risalendo poi al cuore di Maria. Una voce le svelò che nulla poteva eguagliare la potenza, sapienza e tenerezza misericordiosa di Maria. Questa esperienza mistica alimentò la devozione di Gertrude e divenne un fondamento per la diffusione della preghiera dell'Ave Maria. Il Sacro Cuore di Gesù divenne il fulcro della spiritualità di Santa Geltrude. Mentre Santa Margherita Alacoque avrebbe ricevuto la missione di diffondere la devozione al cuore di Gesù nel 1674, 4 secoli prima, Gertrude aveva già ricevuto l'ordine divino di scrivere un libro che rivelasse tutto il cuore del Salvatore. In un'epoca in cui la spiritualità cristiana era permeata dalla luce della sua erudizione e devozione, Santa Geltrude offriva un dono prezioso alla Chiesa. La morte di Santa Geltrude, avvenuta con serenità, segnò l'inizio di una sua nuova esistenza eterna. Nel 1667 la Chiesa, riconoscendo la sua santità e il suo contributo alla spiritualità cristiana, la canonizzò. La festa di Santa Geltrude, celebrata il 16 novembre, continua a ispirare i fedeli, ricordando loro la profondità della sua fede e la bellezza della sua intimità con Dio. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.